Buongiorno, oggi sono 15 agosto 2023. Io mi trovo al lago di Viverone. Un lago più grande del Piemonte, uno dei più grandi. Oggi sono uscito con la mia SUP canoa a fare un giro sopra di lui, più o meno un'oretta e mezza o anche due se riesco. Oggi c'è sole e è abbastanza caldo, anche se è quasi fine di estate. Sono più o meno 30 gradi Celsius. Intorno al lago sono tantissime spiagge e anche i porti dove potete prendere un tipo di nave turistica. Che si chiama nave Aironi. La nave vi porta a fare un giro intorno al lago con la guida, quale vi spiega e vi dà informazioni di questo lago. È molto più grande di lago di Avigliana e anche del lago di Cerisole, al quale sono stato quasi un mese fa.
e anche molto più caldo, perché qui siamo al 300 metri, 400 metri di altezza, l'altitudine. Invece il lago di Cerisoli è a 1400. L'acqua è abbastanza calda, è anche meglio del mare. Intorno al lago troverete anche villette, può darsi qualcuna si può affittare. A chi piace il lago e non mare, venite a Viverone. A stare in vacanza.
Ho già fatto 1 chilometro e guardo che in avanti più o meno sono 2 chilometri. Vuol dire che la lunghezza è più o meno di 3-4 chilometri. E anche la larghezza, perché il lago è in forma di una lettera O, come un cerchio, e in totale più o meno può darsi che ha 10-15 chilometri quadrati. A volte le onde sono come al mare, perché qui navigano tanti barche. E fanno grandi onde. E là in avanti si osserva una bella nave, uccello. Proviamo a avvicinarmi. È una barca con pedale, come la bici. Per fare andare dovete girare le pedale con i piedi.
E vediamo che con la canoa, con il SUP non vado solo io, ma anche altri. Sono anche dei pescatori. Sto guardando di non rovinargli il filo. Barche come al mare.
Ecco, con la nave turistica in 40 minuti fate un giro. E lo potete prendere da questo porto. E guardate quanti turisti sono. La nave si sta svuotando e fra un po' è piena di nuovo. Chi non ha trovato posto al mare vieni qui al Viveroni, perché a Viveroni ai laghi costa un po' di meno gli alberghi e anche i servizi. Ecco, siamo al Pontile Lido, sempre villaggio Viveroni. La nave sta guidando una donna. Vicino al porto c'è con stesso nome anche un hotel e poi un ristorante con vista al lago.
Poi troviamo pizzerie e gelaterie. Se volete fare un corso di guida navale, c'è anche scuola nautica che si chiama Centro Velico Marinella. Cercate su internet, chiamateli e imparate a guidare la nave. A sinistra c'è anche una via per camminare abbastanza larga. Ci stanno più o meno anche 5 persone in fila. Questa volta faccio solo non un giro completo, ma solo metà. E poi la prossima volta comincio dall'altra parte e faccio un'altra metà. Adesso vado al centro per fare un bagnino.
E poi mi avvicino alla spiaggia là dove è foresta. Così riesco a misurare dal porto di Marinella fino al suo centro e poi dal centro fino alla foresta che distanza ha. Fino adesso sono 2-3 chilometri. Per fare un giro completo intorno alle spiagge con il SUV vi servirebbe più o meno 2 ore. E il giro più o meno sarà di meno di 10 km.
Ecco, sto per arrivare al suo centro. E dalla spiaggia ho fatto 400 metri. Allora più o meno qui mi fermo e faccio un bagnino.
A mezzogiorno in agosto l'acqua è molto calda. Si sta molto bene nell'acqua. Però io devo andare a finire il mio giro.
La larghezza del lago è più o meno metà della sua lunghezza. E fino qua il terzo chilometro.
Sembrava senza marito, ma il marito si nasconde dietro la barca.
Quasi quasi sto arrivando. Da qui non si capisce che cosa sono, ma sembra un ponte o delle case fatte di legna. Fra un po' arrivo e vediamo cosa sono.
un posto dove si può stare in ombra. Però non mi avvicino di troppo perché là c'è, inizia un po' brutto. Nell'acqua sono tanti alghe e per forza devo girare. È un tipo di porto, però adesso devo girare perché guardate qui quanti alghe. E da qui il prossimo punto è il punto di partenza, la spiaggia con delle navi. Il lago è bello, però serve un po' di pulizia, perché così le alghe aumentano la sua quantità e il lago rimane poi da non navigare. E così perché in Italia i laghi sono lasciati un po' stare. Se intorno c'è il mare, i laghi restano senza controllo. Se era questo lago in un paese dove il mare era assente, forse era più pulito e un po' più bello intorno a sé.
Il lago di Viverone si trova dal Torino verso Aosta. Prima di Ivrea c'è l'indicazione Viverone, lago di Viverone. Dal centro di Torino sono più o meno 70-80 km. Per chi vive a Aosta o Ivrea è il posto più vicino prima del mare. Ci voleva dopo questa sudata, Tu non sei vicino a lì. Ma non ti tenere, non ti tenere. Qua addosso. No. È strano. Papi, ma io ce l'ho il boccaglio. Devo prendere il papà. Qui sotto la profondità è quasi di 50 centimetri e c'è sabbia piena di vangole. Si può stare in piedi se si osserva la gente davanti, sta in piedi. Io non mi fermo a camminare. E vado avanti.
Osservate che la nave turistica non viene qua perché qui non è profondo e fa il suo giro intorno a quei indicatori gialli. Qui riescono a stare solo barche tipo questa. Mi sto avvicinando a un indicatore strano che ha due pannelli solari. Può darsi che... e poi una lampadina. Sarà per gli aerei o per le navi anche di notte.
E guardate là che onde come al mare, di un mezzo metro quasi. Può darsi colpa dell'elicottero che gira sopra adesso. È aumentato anche il vento. Qui sicuramente con il vento forte si può fare windsurf e kitesurf, perché le misure sono abbastanza grandi. Se al lago di Cerisole, dove la superficie è molto di meno, fanno il windsurf e poi kitesurf, mi hanno consigliato, se siete pratici, allora qui può darsi che il kitesurf lo può fare anche quelli che iniziano. A Torino a volte c'è uragani anche e vento forte, non tanto, ma a volte succede. Guardate che onde ha fatto questa piccolissima barca. Adesso serve un board, un surfboard e non un SUP. Quasi sono caduto. Se girassero insieme tutti questi barche, allora qui era le onde alte come al mare.
sono al chilometro 6, più o meno 2 ore, con piccole pause, 3 chilometri all'ora.
E là, 200 metri in avanti, alla sinistra, c'è un'altra spiaggia. Con dei bar e anche un campeggio vicino. Non mi volevo avvicinare troppo, ma ho osservato
Dopo questa spiaggia, un'altra spiaggia è a parte destra piena con delle foglie. Mi avvicino a guardarli. Guardate che grandi sono, come in Amazzonia, più o meno. Sono alti più o meno di 1 metro. E hanno una circonferenza anche più o meno di 1 metro, più di 50 centimetri. Sul SAP si può anche stare a pescare, come fa questa persona. Mi sono avvicinato al porto e ho chiesto di un abitante che cosa si può fare su questo lago. Mi ha detto che è tutto tranne kitesurf, o magari se si fa molto raramente, perché qui c'è poco vento. Invece windsurf ha visto di tanti qui. Allora se volete fare kitesurf non venite a Viverone, venite solo se avete lo windsurf.
Ecco, fra un po' mi avvicino dal punto di partenza. Il kitesurf serve molto spazio e anche abbastanza vento. Il mare è il miglior posto. Invece nei laghi c'è poco vento. Ecco, la mia giornata di SUP finisce qua. Con questa devo chiudere e vi dico una buona giornata. Guardate YouTube, il mio canale, iscrivetevi e buona giornata. Arrivederci.